A pochi chilometri da Perdas de Fogu, a Villa Puzzu, la convivenza con il poligono non è così semplice. Christian è responsabile della protezione civile. Con lui cerchiamo di capire cosa significa vivere a ridosso dell'area militare. A destra, a sinistra, ovunque, ci giriamo è tutto poligono. Sì. E qui siamo proprio al confine. Sì, siamo proprio Cioè, al confine. oltre questi cartelli inizia, oltre questi cartelli non il si pericolo. non si potrebbe passare. Inizia il poligono. Un posto a sovranità limitata. Cioè, se io adesso faccio 2 metri, adesso trasgredisco la legge, entro non dentro. Lo fare? Ecco, adesso io sono in territorio militare. Se arrivano i militari mi mandano via. E io sono amministratore pubblico di questo comune, cittadino del comune di Villa Puzzu e non sono a casa mia. Io adesso sono fuori legge. Se continuo ad andare rischio le manette. Quindi esco. Questo poligono è nato in un periodo della storia europea, mondiale, dove si pensava che da un giorno all'altro ci sarebbero state una battaglia di carri armati alle porte di Berlino. Quindi magari territori così vasti avevano senso per esercitarsi. Ma adesso ha più senso? Non ha più senso. Questo qua è tutto il territorio del comune di Villa Puzzu. E questa? In questa carta. Ok. Non è tutto. E gran parte è occupata dal poligono. E questa è la spiaggia di Murtas. Sì, si vede tutta la spiaggia, gran parte della spiaggia, non riusciamo a vederla tutta. Si vede la spiaggia, si vede la base. E lì in fondo c'è la base militare. Ecco, tutta la spiaggia di Murtas inaccessibile. No, non ci si può entrare, ci si può arrivare via mare. E basta. Sì, perché via terra la strada comunale che sta qua sotto è stata chiusa dal generale, dal comandante della base. Ma poteva farlo? No, secondo noi no. E la gente che deve passare, che deve arrivare in questa spiaggia, che magari ci lavora, c'è gente che ci lavora? Certo, c'è gente che ha delle attività di pastorizia, di agricoltura. Come fa? Con la strada bloccata? Ogni giorno viene fermata, gli si chiedono i documenti, gli si chiede dove sta andando, per quale motivo. E quando torna a casa poi? Di nuovo, da dove arrivi, quanti siete, cosa trasportate. E poi... Tutto questo ogni giorno? Ogni giorno. E proviamo ad arrivare alla spiaggia di Murtas. Ci sono le indicazioni turistiche, ma a un certo punto non si può più andare avanti. Ecco là il cartello, striscia gialla per terra. Non lo oltrepassiamo? No, il decreto dice questo, però le in povere... poche parole che è colpa del tribunale. Sì. Ma non è stato dissequestrato? Esatto, questa? è stato dissequestrato. Quindi non riusciamo a capire che senso abbia questa ordinanza fatta dal generale Bonotto, come è firmato qua. Quindi non c'è una ordinanza del tribunale di Lanusei che dice... In questo momento no. Ecco qua, stanno arrivando i militari. Stanno arrivando? Sì. Infatti perché non si fermano? Perché sono in difficoltà anche loro. Sta arrivando qualcuno, eh? È un camper. Adesso vediamo cosa fa il camper. Non si può. Salve, turisti? Non si arriva più alla spiaggia. Sì, c'era l'indicazione, vero? Lì alla... Ecco, no, non si arriva più perché è bloccata. Da dove state arrivando? Da Nuoro. Da Nuoro. Non Da Nuoro indietro. per vedere Quirra.